Allora, cosa dite? Cominciamo? Bene, dunque io vi do il benvenuto a questo sesto incontro del ciclo Riflessioni d'amore e conoscenza, incontri intorno a Dante, che è stato organizzato a cura di Anella Pez, che oggi mi ha abbandonato, si è messa in fondo che più in fondo non si può, e organizzato da un team, da un trust di cervelli su cui spicca l'Arci nella persona poi di Orietta Masin, che è anche lei laggiù in fondo. Si vede che si sentono in colpa e vanno col patrocinio del comune di Cervignano, della Casa della Musica, della regione e di un sacco di altre persone. Tra cui la Cassa Rurale e la Biblioteca di Cervignano, e come saluti più o meno abbiamo espletato il nostro dovere. Iniziamo prima del quarto d'ora accademico perché abbiamo tempi relativamente ristretti, in un'oretta e un quarto dovremo esaurire la faccenda. Beh, insomma, volendo, No, beh, però, volendo, della Divina possiamo fare Commedia l'alba, sì. e del canto quinto potremo anche fare l'alba. Eh, Avrete notato che oggi abbiamo come guest star Angelo Floramo, e suppongo che siate venuti per lui e non per me. Spero per Dante. Cioè, no? E io inizierei dicendoti subito una roba. Qua a Cervignano sono strani, nel senso che questo incontro qua, ad opera della Dianella, è nato millanta mesi fa, forse un anno, non so neanche quanto tempo, no? E mi è stato proposto da Dianella, poi dalla Orietta, poi dalla biblioteca e anche dall'assessora assente oggi, Alessia Zambon, perché il mercoledì è giorno di giunta, tutte allo stesso modo. Cioè abbiamo pensato di fare un incontro su Paolo e Francesca, lo intitoliamo Quali colombe dal disio chiamate, abbiamo pensato a te e Angelo. Ora, io col bene che ti voglio, comunque tu a me una colomba non me la ricordi, al massimo un dodo. Io personalmente mi vedo più nei panni del tacchino, siamo anche sotto il giorno del ringraziamento, Natale, compagnia cantante, insomma. Rischioso. Per cui sì, rischioso tra l'altro, decisamente rischioso. Anche rischioso sto tavolo, non è che si può bloccare in qualche modo. Vabbè, dai. E bon, per cui qua a Cervignano sono singolari, ma convinti che siamo le persone giuste a parlare di sta cosa. colombe. Ma tu sei d'accordo? Vabbè, insomma, in quanto colomba mi trovo in vesti piuttosto strane, però possiamo sperimentarlo, non è? Sì, Ah, sì. ok, ok. E dopodiché c'è stato anche così, degli assestamenti. Quando si organizzano queste cose sono sempre un po' travagliate nel loro parto, e le colombe dal disio chiamate sono diventate anche col sottotitolo Paesaggi sonori del canto di Francesca. Ora, anche qua devo dire, quando penso a paesaggi sonori legati alla Divina Commedia, io avevo pensato a Barbariccia, ma, Giustamente, una cianamella. però Sì. è il canto 21, qua siamo a parlare del quinto. Sì. Quinto canto che passa per essere il più famoso e più letto e più conosciuto della Divina Commedia. Sei d'accordo? Sì, è Qual è il tuo canto preferito? Toglimi una curiosità. escluso quello di Golosi, No, escludendo no, il, no. escludendo il sesto dell'Inferno, ma ti dirò che il 21 in effetti è uno dei canti che tra l'altro mi ha preso anche di più a livello di approfondimenti, perché poi tutti i nomi dei demoni, no? La fiera compagnia, il carnevale infernale, il ribaltamento,
di ogni ruolo possibile e immaginabile, è davvero splendido, e tra l'altro è uscito da pochi giorni per la penna straordinaria di Massimo Oldoni, professore di letterature medievali all'Università di Bologna, proprio un approfondimento sulla fiera compagnia, quindi su questi demoni così carnascialeschi e con Arlecchino in testa, Alichino. Io tra l'altro nel corso di questi mesi avevo trovato anche questo che è molto interessante, un'analisi bellissimo. sui mostri nella Divina Commedia, che poi tra l'altro ce n'è uno anche in apertura di quinto canto, no? Perché quel Minos che stavi orribilmente ringhia, che a me ha ricordato tantissimo la mia prima moglie, ma lasciamo stare. Come ringhio o come coda? Più ringhio veramente, ringhio, ma anche per restare nei paesaggi sonori, perché comunque sonoramente effettivamente il canto presenta degli aspetti interessanti. Ma sì, è una cosa straordinaria, nel senso che spesso discutiamo di Dante e della sua capacità poetica incredibile, che è in effetti fuori ogni discussione, o anzi è nel cuore di tutte le possibili discussioni, perché Dante con la musica ebbe a che fare assai, era un paroliere Dante. Ogni tanto noi ci dimentichiamo che si guadagnava da vivere, come buona parte dei poeti e degli scrittori, scrivendo parole per canzoni, come Mogol ai tempi degli anni ruggenti, ed erano canzoni che venivano suonate, cantate, diventavano patrimonio comune, diventavano canti di Asinai e di Carbonari, che poi indispettivano anche Dante, no? C'è Villani che ci racconta in maniera molto divertita come Dante si arrabbiasse quando sentiva le sue parole messe in musica da questi asinai, no? Che ci mettevano oi quando l'asino andava avanti, poi lui si arrabbiava e diceva io codesto oi mica ce l'ho misi, e quindi no? Per cui sì, parlare di Dante, parlare di musica non è assolutamente un percorso né periglioso né avventato, e ogni parola che Dante utilizza di fatto diventa parte di una sinfonia. Dal basso assoluto dell'inferno, si dice sempre, no? Da Tai della puttana con le unghie merdose, già parole di per sé stesse, no? Spaventose, pesantissime, e quinci siano le vostre viste sazie, fino ad arrivare a Vergine Madre, figlia di tuo figlio, che bellissimo. Versi proprio ringhianti e sibilanti. Sì, c'è una continua onomatopea, lo citavi tu prima, questo stavvi Minos orribilmente, e ringhia, lo sentiamo, diventa davvero una cassa di risonanza, non c'è, non vi sta, ma stavvi, e dà proprio l'idea di una mole che è impossibile da togliersi dagli occhi e soprattutto da togliersi dal cuore, e questo orribilmente ringhia con questa ripetizione ossessiva della lettera R, che in effetti ha una capacità di creazione di paesaggi sonori fortissima, e che va a diventare poi anche un'eco sinistra in tutto il canto quinto, che è un canto di un fragore infernale, c'è una bufera infernale che mai non resta, è una bufera infernale, un vento fortissimo che percuote questi spiriti, li mena di qua, di là, di su, di giù, senza posa, mai, con un mugghiare, con un ringhiare che rintrona, pari a quel rintronare di Cerbero che tu dicevi. Sono canti che si inanellano gli uni sugli altri, si assomigliano per tanti aspetti, ma qui la pena del contrappasso è evidentemente studiata proprio per dare il senso della totale mancanza di ogni indirizzo. Non ci sono stelle ovviamente nell'inferno, non ci sono costellazioni, ma men che meno nel canto quinto, ed è curioso perché è il canto dell'amore, Vieri, cioè è il canto più compromettente per Dante, perché è il canto nel quale lui deve in qualche maniera giudicare una colpa d'amore, lui che è il poeta d'amore. Hai citato prima solo donne che hanno organizzato questa cosa, no? Le donne hanno intelletto d'amore, Dante lo sapeva, perché sono capaci di leggere dentro, hanno un'intelligenza che entra nella verità ed è capace di squadernarla, parola dantesca, mentre invece noi aristotelicamente ci fermiamo al sillogismo, è curioso, e ci fermiamo
alla successione delle premesse maggiori e minori, giungiamo ad una verità che è sempre limitatissima. La donna per Dante è invece colei che ha intelletto d'amore, e doverne parlare qui è atroce. E qua lo si vede bene nel canto, anche perché una delle domande che ti fanno a scuola, no? Viene considerato il quinto canto, lo diciamo anche senza riflessione, no? È il canto di Francesca. Ora, comunque il peccato che commette Francesca lo commette con Paolo, di solito si commettono in due. Ciò non di meno, in tutto il canto Paolo ha una parte assolutamente relativa, sta in disparte, assentisce, piange, ma effettivamente non opera, anche, sicuramente non è una scelta casuale. Quindi anche dal punto di vista del percorso sonoro, è un percorso sonoro tutto al femminile questo, perché a parlare è solo Francesca. Sì, questa tua sottolineatura è importantissima ed è bella, perché non poteva mettere in bocca parole d'amore o ricordi d'amore ad uno come Paolo, perché Paolo, così come la parte maschile dell'umano, è semplicemente spettatore di quel mistero cosmico meraviglioso che è la femmininità, non la femminilità, la femmininità, in cui Dante, come buona parte degli uomini del suo tempo, tra l'altro, crede profondamente. Però adesso ci spieghi la differenza tra femminilità e femmininità. Il femminino sacro, che poi chiunque abbia guardato Dan Brown, no? Oh, sì. Il codice da Vinci la mena tantissimo col femminino sacro. È vero, sì, è vero. Comunque l'hai tirato in ballo, sì, spiegacelo sì, no, un attimo. Il femminino è la componente femmina dell'universo, è quello che noi ritroviamo nell'etimologia della parola femmina, e che nell'area semantica, se diciamo cose come quelli veri, quelli bravini, no? L'area semantica, ogni tanto bisogna facciamo finta, cioè, nell'insieme delle parole che si aggrappano all'etimologia di femmina ci sono parole strepitose che portano la stessa radice, sono femina, femur. Le donne hanno il femore ovviamente più grosso perché devono sostenere la maternità, felicitas, fecunditas, feracitas, e quel fe nel proto-indoeuropeo, cioè nella lingua dalla quale derivano buona parte delle altre lingue parlate in Europa, vuol dire luce. Fetonte è colui che guida il carro del sole, e quindi femminino è quel riverbero di luce profondo che è presente in ogni essere vivente o non vivente, e diventa la radiazione cosmica che fa sì che il mondo sia un multiverso e non un universo. Questo secondo le parole di Roberto Grossatesta, che Dante adorava, ed è un filosofo che si immagina che il mondo sia nato da un punto di luce che, dipanandosi nell'oscurità e nel buio, crea delle sfere concentriche sempre più sottili, sempre meno intense, fino ad arrivare all'oscurità totale. Quel punto di luce è Dio, la materia assoluta lontanissima da Dio è la tenebra, ma Dio, per evitare che ci fossero tenebre nel mondo, ha creato la donna perché con il riverbero di luce potesse guidare l'uomo verso la verità, malgrado la dannazione iniziale. E questo è bellissimo, e noi ce ne dimentichiamo spesso, e la donna, la femmina, la umiliamo, la prostriamo, la violiamo. Dimentichi di questa radice che è anche linguistica a proposito di suono, no? E che fa di ogni felicitas una letizia. Adesso dico una cosa un po' sconvolgente, è un letamen, che è un sinonimo di letizia in latino, che vuol dire cacca sostanzialmente. E com'è che noi associamo l'elemento del femminino al letamen, cioè a quel tipo di letizia lì che rende la terra, che poi è donna feconda? Perché le nostre antenate, partorendo con la schiena appoggiata ad una pietra o ad un albero, facevano nascere i loro feti, quindi i loro figli, nei loro stessi escrementi. Uno potrebbe dire: ammazza, abbiamo guadagnato per fortuna molto nel corso del tempo, però non è del tutto vero, perché questo dava la consapevolezza ancestrale che ognuno di noi è umano, perché è fatto di humus, è fatto di terra, e l'appartenere alla terra, l'appartenere alla fecondità della terra, implica anche la logica del seme,
che deve rimanere ancorato a questa dimensione di umiltà. In tanti si montano la testa, perfino, dicevano i cantori del Medioevo, i papi e gli imperatori sono nati nel liquame uterino, nel liquame materno. Ricordarlo non è un detrimento, ma è un'appartenenza, ed è un'appartenenza splendida, bellissima, che ci fa simili a tutto ciò che vive, a tutto ciò che pulsa e che è terrestre. E questo, insomma, Dante linguisticamente, attraverso Isidoro di Siviglia, lo sapeva. Grande linguista e grande etimologico del Medioevo, che racconta questa storia. Beh, comunque Dante con la Divina Commedia assume delle posizioni, pur essendo un uomo del suo tempo, pur andando a contestualizzare tutto, eccetera, dà dei ruoli assolutamente rilevanti alla parte femminile, per quanto poi si ricordino da un punto di vista quantitativo forse più le figure maschili, no? Nel corso dell'opera complessivamente, però i due fari illuminanti dal punto di vista dei personaggi femminili sono per l'appunto femminili, cioè Beatrice che va a sostituire Virgilio nel punto fondamentale dell'ascesa verso la divinità, e Francesca che è particolare perché comunque tu hai parlato della perfezione del contrappasso, no, nel canto, e io sono perfettamente d'accordo. Sta di fatto che specialmente nell'ambito dell'Inferno abbiamo nel quinto canto il contrappasso più lieve, no? Perché comunque Dante ha dei sentimenti diversi a seconda dei personaggi che illustra, che mette all'inferno. Per qualcuno prova un odio veramente viscerale, per altri prova della simpatia, come nel caso di Brunetto Latini ad esempio, no? Anche voi qui, Serangelo. Vabbè, ma nel caso di Francesca l'empatia è particolare, non trovi? Sì, anche perché poi nella gradazione del male, per cui tutto è peccato e tutto è peccato mortale, quello che conduce l'uomo e la donna alla dannazione, ma in questa possiamo dire gradazione del male è chiaro che la lussuria è tra i meno orribili tra i peccati, perché un peccato di incontinenza come la gola, infatti stanno su in alto rispetto all'imbuto infernale, sarà ben peggio l'utilizzo dell'intelligenza, che è lo strumento più grande che Dio ha concesso all'uomo per volgersi al male e per fare del male. La parte più bassa dell'inferno spetta ai traditori. Caina attende, dice Francesca, chi a vita ci spense, e Caino è colui che uccide il proprio fratello. C'è Giuda, il traditore dei benefattori, cioè coloro che in qualche modo, utilizzando il fal sembiante, lo chiamavano così nel Medioevo, il fal sembiante, il viso dolce che nasconde invece dietro la maschera l'orrore, il tradimento, la malvagità, si merita la lontananza per assoluto, in assoluto dal bene. Lucifero stesso è il cuore dell'inferno, perché Lucifero è intelligenza volta al male, dicono i teologi del Medioevo, cioè intelligenza grande e per questo ancora più colpevole, perché rivolta verso il male. Cosa volete che possa rappresentare la pena dovuta ad un peccato d'amore? Una pena lieve, infatti queste anime volano lievi, leggere, e tra tutte ce ne sono due che volano più leggere di tutte le altre e sono le uniche a volare abbracciate, le uniche. Achille, che proprio per amore guerra Feo, e Semiramis la lussuriosa, e Cleopatras, tutti volano, discinti, gioco di parole, no? Nudi e separati rispetto a tutti gli altri, tranne loro due che sono un nodo inscindibile, perché continuano ad amarsi malgrado il peccato, malgrado la morte, malgrado l'inferno. E dirò una cosa in più. Nel frastuono infernale, questa è la grandezza assoluta di Dante riesce a farci sentire la delicatezza del suono di un bacio, perché questo, se dobbiamo parlare davvero di paesaggi sonori, nel quinto canto noi potremmo dire che nel frastuono della tempesta mugghiante, dopo lo stavvi minosso orribilmente ringhia, noi sentiamo il suono del bacio primo,
che Paolo e Francesca si scambiano tra di loro, ve lo ricordate? È a me è capitato una volta di spiegarla questa cosa a degli studenti dell'Università di Praga che non sapevano una parola di italiano, e cercare di spiegarlo in inglese non aveva significato. Come faccio a tradurre Dante in inglese? Uno può provarci, poi può dare un sunto, ma non è pensabile. E allora basta semplicemente che tu glielo fai sentire quella bocca mi baciò tutto tremante, e loro capiscono immediatamente che quello è un bacio. Perché nel momento in cui voi ripetete il verso, ponete la lingua e le labbra nella stessa identica posizione che si pongono nel momento in cui si bacia, in cui si dà un bacio non a stampo, come dicono gli adolescenti oggi, ma in cui si dà un bacio d'amore, un bacio in cui suggi il miele della bocca dell'altro, in cui diventi parte dell'altro, in cui il respiro tuo si fonde con il respiro suo e diventano un unico respiro, e diventano un brivido, il tutto tremante, il tutto tremante, il brivido che segue dal bacio. E lì vieni, no? È proprio questa potenza che io dico sempre agli studenti: prendete la Cappella Sistina, prendete il dito di Dio e il dito d'Adamo, prendete quello spazio che li separa, e che è uno spazio cosmico, perché c'è più intensità lì, un'intensità generativa in quel vuoto rispetto all'intera Genesi. Tutta la Genesi è nella lieve differenza di posizione tra il dito di Dio e il dito dell'uomo. E allo stesso modo prendete Keats, Ode on a Grecian Urn, Ode su di un'urna greca, che descrive quanto sono fortunati quel pastore e quella pastora che, rappresentati sull'urna, stanno per baciarsi, non si bacieranno mai, e sono fortunati perché per sempre godranno della potenzialità assoluta del bacio, che non sarà mai paragonabile nemmeno al momento in cui noi stiamo baciando, perché nel momento in cui baciamo godiamo del bacio, ma lo stiamo già consumando. È lo stare per che diventa una cosa splendida e potente. Una perifrastica. Sì, è l'orbita proprio, no? Le parole che girano attorno alle labbra. È proprio questo, no? Io l'ho spiegato ai miei studenti proprio all'inizio di quest'anno, quelli di terza, il concetto dello stare per, che è molto più intenso della consumazione. Il giorno dopo io insegno ai geometri, un ragazzo mi fa: sì prof, ho provato, ma è meglio baciare. Sapienza, la sapienza delle cose. Ma è giusto, è vero che è meglio baciare. Però Dante, no? Il bacio. Adesso tu facevi una cosa tipo il paradosso di Achille e la tartaruga, no? Questo bacio che non arriva mai, certo. È paradossale, però dal punto di vista del sentimento è tanto paradossale quanto reale. Ma pensa a un goloso come me. Il goloso come me non riesco a immaginare. Non riesci, lo so, no. che però fai uno sforzo, sì, estraniati. Mi concentro, sì. Il goloso gode immensamente di più nel momento in cui gli scodellano la cosa davanti, il piatto, e quando sta perché ogni forchettata della cosa più buona al mondo è una forchettata di meno, è inutile, è lì. Tu stai consumando il piatto e mentre lo consumi vedi che diminuisce sempre di più, alla fine sei sazio. La sazietà in tutti i peccati di incontinenza, dalla lussuria alla gola, addirittura anche l'ira, che è un peccato di incontinenza, sono peccati che in qualche maniera godono dello stare per, che è intellettualmente qualcosa di estremamente sofisticato, perché questi peccati si compiono prima con la testa piuttosto che con tutto il resto della corporeità, perché siamo noi esseri umani che siamo razionali, diceva Aristotele, capaci di ridere di noi stessi. Con la magnificazione dell'intelletto riusciamo ad amplificare al massimo tutto ciò che è corporeo. Ma è molto filosofico tutto questo. C'è una metafora sportiva, tra l'altro, mi fai venire in testa, perché quando in qualsiasi sport, no, in qualsiasi competizione tu vinci qualcosa, nel momento stesso in cui l'hai vinta sei il campione uscente. È vero, verissimo, no? Verissimo. Sei già oltre. Sì, sei già oltre, che poi è la solita disquisizione sul tempo, no? Il passato è storia, il futuro è mistero, il presente è un dono, ma
come diceva Luciano De Crescenzo, lo spiegava nel film meraviglioso, come fa ad esistere Esatto. tra qualcosa che è messa tra due cose che non esistono, una che non è più, una che non è ancora, più o meno lo stesso. Sì, nel senso del divenire assoluto, del qui e adesso, che è splendido, che è bellissimo, e di cui dobbiamo riappropriarci a proposito di rinascenze, perché se noi fossimo così saggi e così sapienti da dare il giusto valore ad ogni nostro respiro nel momento stesso in cui lo facciamo, non avremo bisogno di altro, non avremo bisogno. Mostravo poco prima di venire qui ad un gruppo di come si chiamano, digitalizzatori di manoscritti, che sembra una cosa orrenda, però c'è anche il lavoro, giustamente, va bene, no? Di chi digitalizza i manoscritti in guarneriana. Gli facevo vedere quel libricino d'ore splendido, bellissimo, in cui c'è la morte che dà il consiglio alla fanciulla, e la morte, lo ripeto spesso, lo racconto spesso, ma è troppo bello, la morte dice alla fanciulla: bada di farti trovare viva quando verrò a bussare alla tua porta. E nel momento in cui la fanciulla dice: ma per forza, risponde, interloquisce con la morte, se tu sei morte e ancora non hai bussato alla mia porta, è chiaro che io sono ancora viva. E la morte le dice: non è vero, tu non hai idea di quante persone ho visitato, già molto avanti negli anni, che erano morte da tanto, tanto tempo prima che io venissi a trovarle. E questo significa che molto spesso noi sprechiamo la nostra esistenza, siamo già morti tanto tempo prima di morire. Perché? Perché non diamo il giusto peso al respiro. Ogni respiro è una benedizione dell'esistenza, è un miracolo, anche quando ti fa male respirare, perché in quel momento tu ci sei. In quel momento in cui tu empi i polmoni di aria, crei un ritmo tra il non essere e l'essere, tra l'aspirazione e l'espirazione. Il battito del tuo cuore diventa poesia. Anche quando la vita è complessa, tu ci sei però, e hai la consapevolezza di esserci. E invece noi viviamo o troppo appiattiti nel passato, che non possiamo ovviamente modificare, non c'è appello nel passato, oppure viviamo talmente proiettati nel futuro, che non c'è ancora e potrebbe non esserci mai, che ci dimentichiamo davvero di guardare negli occhi le persone. Quante volte chiediamo a qualcuno: come stai? E poi nemmeno rimaniamo ad ascoltare quello che ci risponde. Ehi, ciao, come stai? Ah, sai che ho... E allora perché mi chiedi come sto? Se non hai neanche la pazienza di ascoltare la mia risposta. Fermiamoci, non ci fermiamo più. Dante si ferma davanti a Paolo e Francesca, Dante si ferma, questo sarebbe un tema bello da affrontare. Dante si ferma sempre ad ascoltare chiunque. Alle volte ci prende anche piacere, perché ci sono dei villanzoni tali per cui essere malvagi nei loro confronti diventa gioia, no? Però si ferma, il suo cammino non è un continuo, non è un correre verso la meta agognata, è un prendersela con calma, un fermarsi ad incontrare tutto ciò che è altro da me, e per questo mi attrae, per scoprire che poi è proprio identico a me stesso. Dianella, è un po' il discorso che facevamo con la Porta, no? Del dare realtà alle persone, no? Il bene e il male. Dante effettivamente dà realtà anche alle anime di quelli che sono trapassati, fermandosi ad ascoltarli con attenzione, senza tra l'altro nessuna esigenza di portare nulla di proprio alla conversazione, è semplicemente un ricevere. Cioè Dante, per quanto sia parte attiva e sia effettivamente il protagonista, anche su questo ci sarebbe da discutere, le intersezioni, no, tra Dante autore e Dante personaggio, però comunque protagonista, ma protagonista passivo nel momento in cui riceve sempre e comunque da parte dei dannati o dei beati o di quello che è, insomma. Sì, rimane in ascolto, che è una dote infinita, Rarissima. rarissima, una dote infinita della saggezza, che passa anche per l'umiltà, nel senso che se io sto ad ascoltarti vuol dire che quello che tu hai da dirmi io lo considero interessante, cioè etimologicamente vuol dire degno di esserci dentro, degno di essere attraversato da un noi. Non sono più io che mi impongo, ma sono io che ti ascolto, e ascoltandomi divento parte della tua storia. E questa è la disperazione delle anime dell'inferno, che possono ricordare il momento in cui sono rimasti dannati, e in cui vivono la materialità profonda della terra,
del sangue lasciato indietro, la nostalgia splendida del purgatorio, che forse è la cantica più umana perché è intrisa di nostalgia. Sono anime che si lasciano sorprendere dal fatto che Dante abbia l'ombra e loro non ce l'hanno più perché sono ombre, e quindi vuol dire che Dante respira, vuol dire che Dante è fatto di corpo, vuol dire che può provare emozioni con la carne, con il battito del cuore, può sudare. Loro no, non più. No? E poi è anche una figura in divenire, mentre Certo. loro non lo sono più. Sono ferme nell'istante in cui sono state colte dal tempo, è vero, bellissimo. Non ho pensato, è una figura, bello questo. E in Francesca lo vedi bene. Però a questo proposito, in questo libercolo che mi sono comprato per questioni di agilità, perché tu giri col tascabile, Sì, no? questo sì. Beh, questo poi vi racconterò perché, questo ha un senso, sì, ha un senso In particolare. effetti era un'istigazione a farlo. Di prima. Ma questo qua comunque, voglio dire, è solo il canto, il Paolo e Francesca della Garzanti, eccetera. Tuttavia, come dice Albus Silente, eh, io ho trovato quella che ritengo una discreta castronata, no? Dal punto di vista del giudizio critico, no? Perché giudica, ritiene che i versi verso la fine del canto, no? E quella a me nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, no? Sia come un rimpianto di, e anche precedentemente tra l'altro, no? Quando amor condusse noi ad una morte, Caino attende come citavi prima, no? Sì. Cioè sostanzialmente il signor qua Casadei No. ritiene che sia un rimpianto di Francesca di essere stata uccisa prima di essersi potuta pentire. No, vedi, No. tontoni la testa anche tu, No. perché secondo me Francesca non si pente assolutamente e l'invidia, perché secondo me in questo canto Dante commette un peccato, si lascia andare a un vizio capitale che è quello dell'invidia, no? Nei confronti di Francesca. Cioè, non so se sei d'accordo con me, ma io ritengo che Dante sia particolarmente morbido, tra virgolette, in questo canto nei confronti di Francesca, eccetera, eccetera. E dopo, secondo me, c'è una notazione da fare anche dal punto di vista della tempesta, che fa una cosa incredibile, a mio giudizio, come diciamo dopo. Prova invidia perché comunque Francesca ha avuto la sua passione, l'ha consumata anche se rapidissimamente, e Dante no. Vero. Questa è una notazione molto interessante, sì. Per cui il pentimento di Francesca non No. c'è, perché No. colui che mai da me non fia diviso, quel fia, tu come lo interpreti? Io lo interpreto come un congiuntivo esortativo, cioè non sia mai, perché è meglio essere qui all'inferno con Paolo piuttosto che quello che sarebbe potuto essere, cioè un'intera esistenza da passare magari senza Paolo con quel disgraziato Sì, con Gianciotto, infelice già nel nome. che poi si chiamava anche Gianciotto. Sì, povero, sì. Omen nomen. Sì. No, questo è una notazione interessante che Vieri fa, perché intanto è impensabile che le anime provino pentimento per quello che hanno fatto nell'inferno, Sì, perché sono anime certo. che ovviamente sono già dannate, quindi non possono essere anime che si pentono. Certo, e neanche rimpiangere di non essersi potute pentire, non ha senso. No, non ha significato, anzi sono ben consapevoli, no? Se ci fosse amico, dice, no? Sì. Quindi sanno perfettamente che c'è l'inimicizia tra loro e Dio, che è un'inimicizia incolmabile, perché loro sono dall'altra parte, lo sono per sempre, e c'è la coscienza della dannazione. Se avessero avuto anche soltanto il senso del punger vaghezza, come si suol dire, del pentimento, si sarebbero già salvate. Ma il lussurioso è tale proprio perché si lascia prendere totalmente dalla passione. Eh sì, perché il rimpianto del mancato pentimento sarebbe già pentimento. È già di per sé pentimento, l'anima dell'inferno non si pente mai, può provare rabbia, può provare il livore, infatti quel Caino attende è proprio la vendetta postuma, no? Adesso aspetta, ma vedrai che anche lui andrà molto più in giù rispetto a dove siamo noi. E quindi sì, sono convintamente abbracciati, cioè loro continuano di fatto ad essere adulteri, perché lo sono,
ma convintamente e pervicacemente, e nello stesso tempo Dante è consapevole del fatto che fanno bene ad esserlo, non può dirlo, ma fanno bene ad esserlo, perché Francesca non amava Gianciotto, perché non era un amore, era un mercato, come spesso accadeva, era un obbligo, era un contratto. E poi Dante ha di fronte a sé, e ce l'ha, il libro che sta leggendo Francesca è un libro che Dante compulsa e ama, è tutto il ciclo arturiano, Galeaut, ed è tutta la storia intrisa di tradimenti, Lancillotto con Ginevra, Tristano con Isotta, sono i grandi campioni e sono tutti fedifraghi, sono tutti dispostissimi a tradire, perché cosa significa tradire nell'amore cantato dal Medioevo? Le figure che amano nel Medioevo sono figure tragiche. Il cavaliere perfetto, prendete Tristano, per esempio. Tristano chi è? È colui che viene mandato dal re Marco di Cornovaglia a raccogliere sulle sponde lontane d'Irlanda Isotta la bionda, Isotta la bella, Isotta dalle lunghe mani, che è una donna meravigliosa e bellissima, promessa in sposa al re Marco. Ma il re Marco ha paura di mandare chiunque, perché chiunque si innamorerebbe di lei, perché è bella. Chiunque infrangerebbe il voto del perfetto cavaliere, che invece con puntualità e attenzione farebbe da scorta a Isotta, e quindi sceglie Tristano, perché sa che Tristano non tradirà mai la fede al suo re. E invece che cosa accade? Il fato, il destino. Succede che mentre tornano indietro dall'Irlanda, le fate d'Irlanda, che hanno fatto un dono per i due futuri sposi, una pozione d'amore che bevuta assieme avrebbe suggellato l'amore in eterno, compiono una piccola impasse, perché quella pozione che finisce nella stiva della nave, ad un certo momento, nella sete che provano i due mentre giocano a scacchi e la nave si è fermata in mezzo al mare, viene bevuta proprio da Isotta e da Tristano, e non dovevano berla loro, era per Isotta e il re Marco, e si innamorano profondamente, e lì c'è la tragicità dell'amore, perché Tristano è il cavaliere perfetto e non può tradire il suo re, ma è anche l'amante perfetto e non può tradire la donna che ama, cioè Isotta. In ogni modo lui ha perso, perché se è fedele al suo re sarà infedele nei confronti del suo amore, se è fedele invece nei confronti del re tradirà il suo amore, è posto in una dimensione spaventosa, e lo porterà però, perché l'amore è più forte, a tradire il suo re per starsene con Isotta. E nel canto il re se ne rende conto e notte tempo fuoriesce vedendoli abbracciati nel bosco, e che cosa fa? Lascia un guanto accanto a loro che si sono addormentati, come per dire: sì, lo so che vi amate e io non posso fare nient'altro, perché l'amore è talmente potente che se tu ami davvero lasci libera o libero colui che ti sta a cuore, purché sia felice malgrado la tua infelicità. Questo è splendido, no? È un po' un topos della letteratura medievale questo, perché non fa la stessa cosa, quantomeno in Excalibur di John Borman, no? Artù con Ginevra e Lancillotto lascia Excalibur. Sì, è un lasciare il segno, perché si sappia che io so, e io voglio che tu sappia che io so, perché in questa maniera tu apprezzerai il fatto che ti mando libero. Ed è veramente una tragedia in tutto e per tutto, che però si sublima nel senso di un amore che dovrebbe redimere, non dovrebbe condannare. Ma Dante è uomo che è intriso di una dottrina che gli impedisce ovviamente, no, di salvare la coppia che ha tradito il nodo coniugale, ma nello stesso tempo è morbido, come dicevi tu, perché li rende chiaramente immortali. Loro saranno per sempre amanti, participio presente, amanti, non amati, amanti, loro si ameranno per sempre. E da qua l'invidia, Dante. E da qua probabilmente anche sì, certo, una forma di invidia. Sì, sì, comunque un senso di struggimento, perché in effetti a lui questo non venne Un'empatia, concesso. dai, chiamiamola Sì, empatia. ecco, meglio, sì, forse meglio sì, l'empatia. Lui aveva Gemma, ma sappiamo che insomma Gemma E non era Beatrice. non era Beatrice, non era colei che ti dà la beatitudine. Per quanto no. Beatrice sia una figura assolutamente idealizzata, perché poi Sì, chi, certo.
chi scopre a un certo punto del suo rapporto con la letteratura dantesca che l'idealizzazione di Beatrice nasce da un incontro avuto a 9 anni, certo. può lasciare un po' perplessi. E ripetuto 9 anni dopo. Mm. Cioè ci mette 9 anni a metabolizzare il fatto che è una figura importante, e Beatrice gliela fa pagare però, perché vi ricordate la prima apparizione di Beatrice nel paradiso terrestre, quando Dante si è fatto l'intero inferno con l'idea di vederla. Beatrice appare su questo carro meraviglioso, coi petali che scendono, è vestita di rosso, è vestita di verde, ha la corona di fronde sul capo, guarda Dante e dice: ah, sei arrivato. Sei... che ricorda tante, no? Voci che sentiamo a casa di solito. È ora di arrivare questa, sì. Adesso ne va bene, adesso ne parliamo, vedrai. E lo fa piangere. Dante si mette a piangere perché tra l'altro si gira anche per cercare conforto, addirittura la vede, la aspetta da una vita, si gira verso Virgilio per dirti: adesso te la faccio vedere, è lì, è quella di cui ti ho riempito le orecchie, ti ho tormentato per tutto l'inferno, adesso e Virgilio già non c'è più, perché non può permettersi di entrare. Dante è solo di fronte al suo grande amore, che lo rimprovera e dice: adesso devo farti piangere, adesso vedrai quanto ti faccio piangere. Ma santo cielo, un momento di compassione, verrebbe quasi da dire, no? È uno dei passaggi in cui maggiormente vedi la compresenza di Dante personaggio e di Dante autore, cioè proprio l'esemplificazione, l'esemplificazione maggiore, no? Indubbiamente. Sì. Ascolta, ma tu non trovi che, vabbè, ok, l'amor cortese, cavalleresco, tutto quello che vuoi, e l'escamotage del libro, tu non trovi che Dante abbia cercato anche in questo passaggio qua di valorizzare la figura di Francesca nel senso della consapevolezza del proprio amore? Perché io ho trovato diverse letture critiche, no? Che mi hanno lasciato anche lì un po' perplesso, perché la maggior parte dicono che Francesca, nel raccontare, da noi leggevamo Un giorno per diletto, no? Nel raccontare a Dante come si è svolto il fatto, che poi non si è svolto perché si ferma molto prima, no? Cerca quasi di decolpevolizzarsi, perché non è stata una... Intanto abbiamo quell'anafora famosa, no? Dell'amor, amor. Poi voglio chiederti una cosa su Amor che nulla amato, amor perdona. Sì. Ma unendo questi due passaggi, no? Molti critici dicono che Francesca cerca di togliersi di dosso la colpa, invece secondo me nonostante l'uso retorico, se vogliamo, di Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, no? Che è una notazione pratica, perché alla fine sì, effettivamente le cose si sono svolte in questa maniera, però prima dice: soli eravamo e senza alcun sospetto, ma sospetto di qualcosa che in realtà era già presente, per cui il libro fondamentalmente non è la causa, è il catalizzatore di qualcosa di presente che comunque Francesca non rinnega mai, ti sembra? Assolutamente. C'è un continuo rivisitare quell'attimo e quel momento che fu il punto dal quale più non vi leggemmo avanti. Poi non leggono più perché fanno qualcos'altro di estremamente più interessante probabilmente di leggere. Ed è il diletto che li porta alla lettura, e questo è bellissimo, c'è una sensualità nella lettura, e il fatto che Francesca sappia leggere, è una donna che sa leggere, indica che è una donna capace di autodeterminarsi. Non era così semplice trovare una donna, nemmeno nelle classi sociali più agiate, che sapesse leggere. Bisognava entrare nei conventi all'epoca per trovare delle donne sapienti che potevano leggere, o se no, insomma, le si metteva per mano alcune letture edificanti, come appunto i libri d'ore o i libri sapienziali, ma non certo un libro di letteratura cortese che poteva esprimere sentimenti di diletto. Il diletto è un sentimento molto sensuale, molto fisico, è un sentimento che ti dà un piacere sensuale nella lettura, e c'è quel passaggio che lo chiarisce in maniera straordinaria, cioè quando leggemmo il disiato riso esser basciato da cotanto amante, cioè loro stanno leggendo
di un passaggio in cui i due amanti cominciano ad avere un rapporto che è intimo, quale può essere il bacio, che è il più intimo tra tutti i rapporti, compreso il rapporto carnale, il rapporto sensuale. Il bacio è intimo, la cosa più intima. E non dice semplicemente leggemmo di come i due amanti si stessero baciando, no, dice che loro per provare piacere leggevano e giunsero al punto in cui lui bacia il sorriso di lei. Ma cosa c'è di più sensuale dell'idea di poter baciare un sorriso? Ce lo ricordiamo il bacio, no? Abbiamo la memoria, la contezza dei baci e spero che non sia una memoria lontana e spero che ci continuiamo a baciare, perché è una cosa splendida. Quando si riesce a baciare il sorriso, vuol dire che la persona che noi stiamo baciando sta godendo e sta piegando la bocca in un atteggiamento che è di compiacenza infinita. E il sorriso vuol dire tenerezza, vuol dire scioglimento, vuol dire morbidezza, vuol dire anche morbidità, vuol dire complicità. Il sorriso è qualcosa che ci rende umano aristotelicamente. Se tu baci un sorriso, coniughi la potenza dell'amore con la profondità dell'umanità di quel bacio. E allora altro che lei sta rivivendo. In quel senso dice cosa c'è di più terribile che rievocare le cose piacevoli in un momento in cui invece tu il piacere rischi di non averlo più, perché lei sta ricordando il momento dell'amore ed è un amore che scompagina, che sconvolge, che porta ad una morte. Amor portò noi ad una morte e quel una vuol dire insieme in latino, una morte condivisa, così come è condivisa la vita, la morte e l'eternità della dannazione. Senza Francesca sarebbe anche peggiore, perché è come se questo nodo d'amore fosse nello stesso tempo concausa ma nello stesso tempo anche consolazione di lui che piange e che non ha parole perché è un infante. Paolo è un infante, infans vuol dire colui che non ha parola, e non ha parola perché non riesce a parlare, non riesce a spiegare, ma lei che ha intelletto d'amore parla e parlerò come chi piange e ragiona, come chi piange e ragiona. Paolo piange e basta, non ragiona. Francesca ha intelletto d'amore, parla, canta, sì, non ci fa una gran figura Paolo, ma bisogna... come tutti noi, cioè noi purtroppo non abbiamo questa grande compostezza nel mondo della letteratura e neanche nella vita reale, di la verità. No, in effetti no, concordo, io quasi quasi gli farei un applauso. No, ma no, grazie. No, ma complessivo. A Dante. No, volevo una curiosità, no? Fermo restando che la terzina è bellissima, no? Quella di Amor che nulla amato, amar perdona, ma a me piacciono più che altro gli altri due versi, no? Perché è l'inizio dell'esplicazione della forza dell'amore di Francesca per Paolo, che poi noi tra l'altro non abbiamo nessuna contezza pratica del fatto che quello di Paolo per Francesca fosse altrettanto forte, sì, in realtà, perché non parlando, essendo senza parola, diciamo di sì, però non pensando, vabbè. Ok. Mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancora non mi abbandona, e secondo me è sono proprio i prodromi della considerazione del fatto che comunque ne valeva la pena. Perché quel come vedi ancora non mi abbandona vuol dire che comunque anche la dannazione eterna valeva, è un passo che vale la pena pagare pur di avere per l'eternità vicino al suo amore. Ma il primo verso, no, che è uno dei più famosi ed esplicativi dell'amor cortese, tu lo vedi da un punto di vista pratico sensato, cioè l'interpretazione, no? Amor che nulla amato, amar perdona. Sostanzialmente vuol dire amore, visto come Dio d'amore nel senso cortese del termine, giusto? Sì, c'è anche l'altra interpretazione, cioè, dimmi, allora, amore inteso come Dio che... Sì, che non permette a chiunque non sia amato di non amare, giusto? Sì, certo, sì. All'atto pratico però non è così, perché vorrebbe dire che qualsiasi sentimento d'amore che viene ingenerato in noi automaticamente verso una figura terza o seconda viene e per forza di cose deve essere corrisposto. La pratica ci dice che non è così,
Però allora qui la situazione è molto più golosa, molto più interessante. Dante conosce Andrea Cappellano, conosce le teorie dell'amore inteso come malattia, che provengono dal mondo arabo, che si mescola poi alla sapienza di Ippocrate, di Galeno, cioè dei grandi medici che hanno traghettato l'antichità e la tarda antichità nel Medioevo. L'amore è una malattia, dicevano, interessante, che nasce dagli occhi, proprio per veicolo, non di contagio inizialmente, il contagio viene poi. Gli occhi ingenerano degli spiriti che vanno a depositarsi nel fegato, che è il grande polo che gestisce la corporeità dell'essere umano, e da qui dipartono e cominciano a colpire il cuore. Nel momento in cui io vedo l'oggetto o il soggetto, dovrei dire, del mio amore, questi spiritelli che si sono ormai infestati dentro il fegato mi fanno venire le palpitazioni, vedo l'oggetto, soggetto del mio amore e il mio cuore comincia a palpitare e tutto è nato dagli occhi. Poi la malattia non è ancora arrivata al suo apice, l'apice è ancora più grande nel momento in cui raggiunge la memoria, raggiunge il cervello, infetta l'area razionale del nostro essere, per cui io riesco a provare le palpitazioni d'amore anche in assenza del mio soggetto e oggetto d'amore, basta che la rievochi e basta che la pensi. Allora nel momento in cui penso a lei, anche se sono lontano, e c'è tutta la tradizione dell'amore lontano dei cantori della Provenza, l'amore da lontano, Geoffrey Rudel, Bernard de Ventadorn, io posso anche non vederla perché è lontana, eppure pensando a lei il mio cuore comincia a battere. Si può giungere addirittura ad un terzo stadio, che è il peggiore di tutti, io posso non averla nemmeno mai vista, averne soltanto sentito cantare le lodi, che è la grandezza a cui giunge poi Dante, e me ne innamoro. Ed è di cosa mi innamoro di fatto? Mi innamoro non di lei, ma dell'immagine che nutro di lei. Ed essendo il Medioevo molto più attento a ciò che è concettuale piuttosto che a ciò che è materiale, io posso anche innamorarmi del pensiero dell'amore. E lì c'è la spiegazione. Io posso essere innamorato dell'amore, sviscerandolo da qualsiasi contesto corporeo, e allora sì, amor, che a nullo amato, amar, perdona, perché essendo tutto legato ad un rapporto di causa e di effetto, se io amo qualcuno ingenero tutta una serie di sommovimenti cosmici meravigliosi per cui alla fine quella persona sarà obbligata ad amare, non necessariamente me, ma ad amare, ad essere infettata dall'amore. E se sono fortunato amerà me che amo lei, ma non è questo importante. La cosa fondamentale è che il contagio d'amore, nel momento in cui tu lo provi, infetta in una maniera splendida però e straordinaria il cosmo intero, per cui il cosmo intero riverbera d'amore poiché ci sia qualcuno che ama, e paradossalmente è molto più importante chi ama di chi viene amato, perché chi ama è il motore di tutto questo. Chi amato potrebbe non rendersene apparentemente nemmeno conto fino a quando tutta questa serie di concause non gli cadrà addosso e a sua volta si dovrà innamorare. E questo è bellissimo, è geniale, e ci fa anche ben sperare, insomma, no? Che prima o poi sì, qualcosa ci torna. Ascolta, ce ne sarebbe da dire di cotte e di crude, sì, effettivamente. Io avevo portato qua anche... È straordinario Vievi perché si prepara, viene con i libri, con le sottolineature, con i post-it colorati, e io lo invidio incredibilmente, veramente. E fate a lui un applauso però. Scusate, perché adesso non è una partita a tennis, ma insomma non è banale. Grazie. No. Ce ne sarebbe da dire ancora a bizzeffe, ma il tempo comincia a scarseggiare. Io volevo... sì, passa quando ci si diverte, sì. No? Di Salboia. Tiriamo un attimo le fila di quei percorsi sonori, no? Sì. Perché così, anche non nominandoli in continuazione, non parlandone, però così in questo dialogo che abbiamo avuto, volendo fare quello che vado a sottolineare, no? Come un amanuense, no? Effettivamente l'uso di termini sia
vocaboli che verbi, no? Che anche locuzioni legati al suono e soprattutto al parlare sono numerosissimi in questo canto, no? Anche perché poi effettivamente non lo dice esplicitamente, però quando Paolo e Francesca leggono il libro lo leggeranno, uno dei due l'avrà letto ad alta voce, suppongo, non sarà stata una No, lettura perché doveva essere condivisa, a teste certo. unite, perché doveva essere comunque condivisa e sincronica, no? Tuttavia, Tra l'altro era un canto, per cui loro lo cantano probabilmente il testo, no? È un sì, cantare, giusto, è vero. c'è un incantamento, sì. Tuttavia, che poi è secondo me anche questo un indizio della grandezza di Dante, che poi sicuramente, abbiamo detto, non sceglie le cose a caso, né le metafore, né le allegorie, figurati, anzi tutt'altro, e quindi avrà puntato indubbiamente su questa presenza dei paesaggi e dei passaggi sonori, no? Ma il più importante e significativo secondo me è proprio quello legato al contrappasso che si diceva prima, no? Perché questa, non so, non lo so sinceramente, nel senso che non sono andato a vedermi tutto l'inferno, no? Ma non credo che ci sia un altro passaggio analogo in nessun canto dell'inferno, perché la tempesta e con essa il contrappasso, nel momento in cui Dante si approssima e chiede la parola, chiede la spiegazione a Paolo e Francesca, chiede anche di avvicinarsi oltretutto, la tempesta fa una cosa straordinaria. Cioè, noi udiremo e parleremo a voi mentre il vento, come fa, ci tace. Sì, questo è... Cioè, è una cosa incredibile, perché abbiamo per un attimo relativo, non so, fin tanto che Francesca parla, abbiamo la sospensione della pena. È vero. Ed è l'unico caso in tutto l'inferno. Ah, ecco, È sì. l'unico, Così a orecchio mi sembrava, in effetti. In nessun altro incontro con i dannati hanno l'opportunità di uscire anche per poco dalla pena nella quale sono involti. Ulisse e Diomede continuano a bruciare, Farinata è sempre dentro la sua arca che brucia, che arde, coloro che sono nella ghiaccia eterna sono lì con le lacrime che si fanno di vetro e non possono guardare, insomma gli ignavi continuano a correre, con gli ignavi proprio nemmeno parla, tra l'altro, no? Sì. Non ragioniamo di loro. E quindi ogni volta che Dante si avvicina ad un dannato o ad una colpa, la colpa continua ad essere eseguita perché è una colpa eterna e quindi anche la dannazione è eterna e non si ferma mai. Qui invece si tace. E questo si tace è uno dei punti più alti della letteratura, perché solo nel silenzio, tra l'altro nel silenzio di un canto così mostruosamente dissonante, fin dall'esordio, come abbiamo detto, il ringhio, il mughio, in questo silenzio può dipartirsi il sussurrato canto di Francesca. Solo in questo silenzio noi riusciamo a sentire i singhiozzi di Paolo e riusciamo a sentire il bacio. Riusciamo a sentire questo bacio che sostanzialmente riverbera nell'imbuto infernale ed è qualche cosa di dirompente. Anche perché poi, scusami, ma è un intervento divino, no? Perché Sì, certo. nel corso dell'inferno succede un paio di 2 o 3 volte, no? Che figure infernali vengono redarguite con il vuolsi così colà dove si pote ciò che si vuole. Quindi comunque anche all'inferno noi abbiamo effettivamente una presenza divina fattiva, no? Quindi la tempesta che si tace per voler divino, che può avere diverse interpretazioni, ma comunque è voler divino, e che quindi considera senz'altro importante per Dante, personaggio, ricevere una spiegazione compiuta da parte di Paolo e Francesca rispetto alla pena dei lussuriosi, alle pene d'amore, ad amor come entità anche divina, poi, perché comunque il percorso dell'ascesa di Dante è un percorso di ascesa verso l'amore,
con la A maiuscola, divino, finché vuoi. Quando si parla di Dio anche nell'inferno, si parla di qualcuno che qui regna. Dio regna anche nell'inferno, non c'è un luogo in cui Dio non è presente. E l'inferno stesso è la volontà di Dio, l'espressa volontà di Dio. Le parole oscure scritte sulla porta lo dicono con certezza. E quindi sì, la volontà di Dio impone alla tempesta di placarsi per concedere a Francesca di raccontare. E questo perché? Perché Dante è ben consapevole del fatto che Dio è un Dio d'amore. E un Dio d'amore, anche di fronte ad un amore che porta ad una dannazione, non può non commuoversi. E la commozione di Dio è interessante. Dio è un Dio che si commuove, cioè si muove assieme a quell'umanità stessa che ha creato. E se non si commuovesse non sarebbe un Dio d'amore, ma sarebbe un Dio tiranno. Il Dio del Medioevo non è un Dio tiranno, non è un imperatore, per quanto venga spesso rappresentato come un imperatore, è un Dio amante, è un Dio che ama. E tanto ama che, secondo la dottrina, sacrifica il figlio e lo fa morire sulla croce, no? Tanto ama questo essere incongruo ed impastato di fango e di fiato che è l'essere umano, nella sua totale incontrollabilità e pochezza. E questo Dio d'amore nel canto dell'amore, che è il quinto canto, non è un caso che sia il quinto canto. Il quinto canto, come il quinto canto di Lucrezio, l'inno a Venere. Dante conosceva Lucrezio. Alma venus minunque divunque voluptas. Amata Venere, tu che sei la voluptas, la voluttà di tutto ciò che è animante, uomini e animali. È un omaggio a Lucrezio, è un omaggio a questo logos, a questa parola di Dio che crea, logos spermaticos, che crea, e che diventa energia pura, diventa tempesta, diventa mugghiare, diventa mostro, diventa cerbero, Caronte, Minosse, e quindi giustizia divina, ma essendo prima di tutto amore, l'amore primo, da cui l'invidia prima si contrappone, no? Lucifero, non può non rimanere anche lui in silenzio davanti ad un amore, perché l'amore di fronte a se stesso, di fronte all'amore non può rimanere in silenzio. E quindi il cuore di tutti i paesaggi sonori del quinto canto è proprio la capacità di dilatare questo silenzio d'attesa che diventa ascolto di una storia, dentro la quale si riesce ad ascoltare il suono di un bacio che si fa sussurro, in cui tutto si fa lieve, comprese tutte le metafore che sono metafore aeree, fatte di gru, fatte di stornelli, fatte di leggerezza. Chi sono quei due che volando a me paiono sì leggeri nell'inferno? Come si fa a essere leggeri dove tutto è greve, dove tutto è pesante? Ecco, questa leggerezza è la dilatazione eterea di un paesaggio sonoro che può diventare canto, è l'unico vero canto all'interno dell'inferno. Non ce ne saranno altri. Un momento simile lo si ritrova nel Purgatorio, se vi ricordate, quando Dante e Virgilio sono peregrini sulla piaggia, non sanno dove andare, arriva la barca che ha raccolto le anime della foce del Tevere, e tra queste c'è Casella, il suo caro amico Casella, ed è talmente bello l'incontro con Casella che Casella tributa a Dante questo onore, gli canta amor che nella mente mi ragiona, che sono parole di Dante e che Casella musico cantava, come dicevamo all'inizio, che tutte le anime sono talmente prese dalla dolcezza del canto che si dimenticano di quello che è il loro scopo, cioè quello di purificarsi e di andare verso Dio. Ma è Dio che glielo concede, è ovvio, no? Poi arriva Caronte come un vecchio professore, dice avanti, tornate in classe, no? E tutti tornano, tornano in classe, ma è Dio che glielo concede proprio perché in quel momento è la riproposizione fortissima dell'umanità, senza la quale non ci sarebbe nemmeno la redenzione, perché Dio non sarebbe diventato carne se non avesse creduto in quell'umanità che è fatta anche di dolore, di caduta o di nostalgia o di meraviglia, di stupore, di bellezza, di silenzio che si fa canto, ovviamente. Ascolta, due cose ancora, una velocissima con una domanda preliminare. Tu hai visto il Codice da Vinci? Sì? L'ho letto prima, poi Sì.
Se hai visto il film sapevo che avevi letto No, anche il certo. libro, lo davo per scontato. No, ti ricordi il passaggio in cui Langdon parla di Sì, calice sì, e lama, certo, no? certo. Allora, se tu vai a vedere le rappresentazioni classiche, grafiche dell'inferno, no? Non hai, scusami, della Divina Commedia, non hai l'impressione che la montagna del purgatorio sia lama e l'inferno invece rappresentato soprattutto da Botticelli sia È vero, calice. è vero, è vero. La vedi una cosa che, che abbia un fondamento? Beh, le rappresentazioni iconografiche hanno sempre la capacità di utilizzare grammatiche che sono ancestrali. Mm. E la grammatica ancestrale del calice, in effetti, del calice uterino, tra l'altro, no? Sì. Dell'accoglienza da una parte, dall'altra parte invece dell'ascesa, ma anche della violenza, il femminile e il maschile, sono di straordinaria rilevanza. Vi ricordate quel pontefice che durò solo 33 giorni? Mhm. Papa Luciani, no? Albino Luciani, Giovanni Paolo I, e che disse, creando grande scalpore nei teologi: io credo che Dio sia madre. Creò un grandissimo scalpore, e forse alcuni dicono gli presentarono un caffè corretto per questo, ma senza entrare nelle dietrologie alla Dan Brown. C'è questa evidenza che è antichissima, che Dio nella sua potenza creatrice è uno spirito femminile, no, ancora, no, di nuovo. E per questo plurale la Bibbia nel Genesi parla di Elohim, che sono gli spiriti, non sono lo spirito. Eloh in ebraico vuol dire lo spirito, e poi nella traduzione dall'aramaico e poi dal greco e poi nel latino diventa il verbum, il logos in greco, poi il verbum in latino, che sono maschili, no? La cultura greca è una cultura maschilista, la cultura latina è una cultura maschilista, ma la cultura ebraica ancestrale non è una cultura maschilista. Le figure delle donne sono importanti, sono donne guerriere, sono donne profetesse, sono donne che hanno un ruolo fondamentale, e l'ambivalenza di Dio, che è maschio e femmina, è espresso proprio da questa pluralità di Elohim, di spiriti che aleggiano sulle acque. E quando Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina lo creò. Sono parole pesanti, vuol dire che Dio è maschio e femmina, perché se l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, vuol dire che maschio e femmina lo creò. Vuol dire che Dio stesso ha una componente maschile e una componente femminile che ogni tanto confliggono tra di loro nell'ingoiare, nell'accogliere, nel prendere, nell'opporsi, nel contrapporsi, nell'esaltare. Però che si sintetizzano nel paradiso. Che poi alla fine diventano la rosa cosmica, la rosa mistica del paradiso, che è la rosa rigenerativa, ed è inutile far finta che non sia così, è la rosa della sirena, è la rosa che partorisce, è la totale incongruenza della Vergine che è madre e che è figlia di suo figlio, e che è alta e umile più che ogni altra creatura, e che è termine fisso d'eterno consiglio, e che nasconde quell'enigma bellissimo e straordinario per cui nell'acrostico del canto della Madonna, nell'esaltazione di San Bernardo alla Vergine, fate il giochino a casa, voi prendete le prime lettere di alcune terzine e vedete che si compone il nome di Joseph, come se parte costitutiva ed importante della scelta di Maria fosse quell'amante, sposo, bambino, non vecchio, non cadente come ce lo presenta l'iconografia successiva, perché doveva essere impotente e quindi non tentato dalla fanciullezza di Maria, dalla verginità di Maria, quindi siamo fuori da ogni logica, e che Dante riconosce, questa è un'ulteriore geniale capacità teologica di Dante, riconosce in tutta la sua potenza, perché amore è, dicevamo, sposare la causa di colui che ama. E l'amore più grande è quello di Giuseppe, che rinuncia a ciò che tiene di più, cioè questa sposa bambina di cui non può godere, forse, ma insomma teologicamente, di cui non può godere il corpo, perché rispetta la scelta di Maria. E Dante inserisce quel nome negletto e trascurato di Joseph nel manto della Vergine, che è inanellato ancora una volta dalle parole maschio e femmina. Non c'è Maria se non c'è Giuseppe.
Giuseppe dà senso alla scelta di Maria, e così gli spiriti di Dio, che sono maschio e femmina, si immillano nell'umanità che è maschio e femmina, creata ad immagine e somiglianza, per amare e quindi per essere redenta. Questo è poi il mistero che chiude il tutto, perché trasumanar per verba non si poria, se non nell'ultima grande metafora, per cui quando Dante avvicina il naso a questo specchio luminoso ed incredibile, vede se stesso, come se lui si stesse specchiando, e capisce non che lui è Dio, ma che Dio è a immagine e somiglianza degli esseri umani. Che è la stessa cosa con cui si conclude 2001 Odissea nello spazio. Certo, grandissima, la grandezza del regista geniale che lo fa ritrovare. E rubo un secondo, perché Vieri stimola sempre e porta sempre lontano da ogni idea che uno si possa fare, perché è molto stimolante chiacchierare con Vieri. C'è un poeta friulano che si chiamava Amedeo Giacomini, grande poeta, e tu mi hai fatto ricordare questa poesia bellissima di Giacomini. Adesso io non la ricordo chiaramente, ma è in un friulano molto duro. A un certo momento lui si rivolge a Dio quasi con una bestemmia, e dice: Dio degli eserciti, Dio dei barbari, Dio di Attila, Dio degli Ungari, Dio dei terremoti, Dio delle pestilenze, Dio di tutti i mali, scendi, se hai coraggio, scendi giù qua sulla terra, detto in friulano ancora più forte, no? Ven chi, se tu hai coraggio, ven io. E poi uno dice: perché la conclusione è splendida, perché che ti vin perdonare, che è bellissima. Vieni, tu che ci hai sconvolto con le pesti, con i terremoti, con gli eserciti, con i barbari, vieni giù perché ti abbiamo perdonato di tutto. Ed è in un certo senso il ribaltamento cosmico che fa Giacomini, ma che sì, insomma già aveva fatto Dante sostanzialmente. Ecco, dai, concludiamo con la spiegazione del perché giri con un tascabile portabile con apposito tir. Mio nonno aveva la quinta elementare ed era uno che era appassionatissimo di Dante, non ha potuto studiare perché era di una famiglia poverissima, ma nessuno mi ha mai spiegato Dante come me lo spiegò mio nonno. Questo l'aveva messo insieme con i disegni del Dorè, prendendolo dalle riviste, uscivano in appendice. Lui era un ragazzino e quindi collezionò tutti i canti dell'inferno, del purgatorio e del paradiso, poi lo fece rilegare, ne venne fuori la Divina Commedia, me la regalò a Angelo, il nonno Fiorello, il 30 del 3 del 74, e è curioso questo amore per uno che non poteva studiare, per Dante, che visse sempre con una grande ansia e meraviglia la conoscenza, che si fece da solo poi, e anche la capacità disincantata di trasformarlo in qualche cosa di profondamente suo e popolare. Io ricordo da bambino che mio nonno, a memoria ovviamente, lo citava Dante, ma poi lo arricchiva di cose sue. E mi ricordo quel, no, ecco venir per noi un vecchio, no, bianco, per antico pelo, gridando: guai a voi anime brave, non isperate di vedere lo cielo. Quinci furchete lanose gote, parlava così mio nonno, annocchier della livida palude che aveva per occhi di fiamme rote. E poi chiosava dicendo: oi c'è buino l'agarino che al veniu dal tiliment, tan la mari che la fie l'ammolade par spavent. E da piccolo, perché era uno che amava canzonare, mio nonno, da piccolo questa storia mi era rimasta dentro. Primo giorno di scuola superiore, quando la professoressa cita questo passaggio bellissimo di Dante, io alzo la mano e dico: no, non è così, perché mio nonno me l'ha insegnata diversamente. 3 giorni di sospensione, però ne valeva la pena, no? Perché la letteratura è anche questa.